Eccolo là che arriva! È quello nuovo! È quello nuovo! Finalmente! Che bello! È bellissimo! Beh, il treno è sempre il treno, Buona serata da prealpina.it. Lite tra giovani fuori da un locale notturno e volano coltellate. È successo la notte scorsa a Rescaldina. Attorno alle 3 in via Fratelli d'Italia, un 25enne di origini africane è stato ferito da un fendente all'addome. Il ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Legnano, dove in giornata è stato sottoposto a intervento chirurgico. La ferita è profonda, ma la giovane età dovrebbe favorire una ripresa in tempi rapidi. I carabinieri della compagnia di Legnano stanno ricostruendo i fatti e cercano di rintracciare l'aggressore che, dopo aver ferito il 25enne, si è dato alla fuga. E lite anche a Busto Arsizio tra i dipendenti di una pizzeria in via Galilei, a 2 passi da piazza Garibaldi. Ieri sera i due si sono insultati e poi picchiati al termine di una discussione nata per questioni di lavoro. Per uno dei due, un trentenne, è stato necessario allertare i soccorritori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e un'ambulanza del 118. Il giovane è stato così trasportato al pronto soccorso. La domenica si è aperta poi con un altro episodio violento a Cassano Magnago, in piazza San Giulio. È stato necessario l'intervento di carabinieri e ambulanza per una 27enne che stava litigando con il fidanzato che l'ha colpita più volte. Trasportata al pronto soccorso di Gallarate, la ragazza è poi scappata. Pare che si tratti di una coppia di giovani tossicodipendenti. E torniamo a Busto Arsizio. Ricorre domani, giorno di San Valentino, l'anniversario della morte di Don Isidoro Meschi, il sacerdote ucciso da un giovane tossicodipendente con problemi psichici con un fendente al cuore la sera del 14 febbraio del 1991, lì dove svolgeva il suo ministero sacerdotale. La figura di Don Lolo è tuttora molto cara ai bustesi e l'associazione a lui intitolata ha anche ottenuto anni fa l'avvio del processo di beatificazione. A Busto ancora oggi si percepisce un sentimento popolare di ammirazione e di riconoscenza da parte di ex studenti e colleghi insegnanti delle scuole Bossi e del liceo Crespi, da tanti parrocchiani e dai ragazzi collaboratori della comunità di recupero Marco Riva. Per ricordare Don Lolo è stata celebrata poco fa nella Basilica di San Giovanni una messa presieduta dal vescovo Monsignor Luca Raimondi. Ascoltiamo un passaggio della sua omelia. Quando ho conosciuto Don Isidoro non è stato di persona, ma ho sentito parlare di lui quando, il giorno dopo della sua nascita al cielo, Don Alberto Rocca, che era mio compagno di seminario, la mattina seguente era in lacrime, perché aveva perso un riferimento spirituale importantissimo. Dopodiché l'anno dopo, prima di diventare preti, esattamente 30 anni fa, quest'anno sono 30 anni, nel 92, c'era inserito nel 6° anno di formazione al sacerdozio, da poco istituito, era inserito il corso di omiletica per imparare a predicare. Adesso poi valutate voi alla fine. E mi ricordo che ci è stato detto di portare un libro dove noi commentassimo queste prediche, ed era appena uscito nuovo il libro sulle prediche di Don Isidoro Meschi, per cui mi ricordo di aver fatto l'esame e quindi di averlo conosciuto, se non di persona, ma nell'essenza della sua persona. Occhi puntati sul meteo. Qualche goccia di pioggia in pianura, qualche fiocco di neve in quota. Dopo tanto secco tornano finalmente le precipitazioni, almeno così si attende. Il centro geofisico di Varese preannuncia per domani via via cielo coperto, ultime schiarite al mattino all'est, dal pomeriggio pioggia in pianura e neve a quote collinari.
In serata e nella notte forse neve mista a pioggia anche in pianura. Chiudiamo con il calcio. La Pro Patria ha espugnato oggi pomeriggio il campo della Virtus Verona con un secco 2-0. Il match è stato deciso nell'ultimo quarto d'ora dalle reti di Castelli e Pierozzi. Non è stata una gara facile. Nel primo tempo i rossoblù di Gigi Fresco hanno più volte sfiorato il vantaggio. Dopo i cambi la squadra ha trovato verve in attacco segnando 2 reti nell'ultimo quarto d'ora. 3 punti d'oro per i biancoblù che nonostante le numerose assenze prendono una vitale boccata d'ossigeno agganciando a quota 27 proprio la Virtus Verona e escono così dalla zona play-out. Questa era l'ultima notizia, l'edizione di prealpina.it termina qui, vi diamo appuntamento domani alle 13 e vi auguriamo buona serata.